Buongiorno e bentrovati in diretta, prima puntata di Focus TG di questo nuovo anno 2025. Innanzitutto da parte nostra un caro augurio a tutti voi naturalmente che ci seguite. La cronaca parte dai resoconti di questo Capodanno che non è stato indenne purtroppo un po' in tutto il Veneto. Ci sono stati episodi più o meno gravi che hanno riguardato festeggiamenti che sono andati naturalmente oltre, ma anche risse, ferimenti, per cui un tema di sicurezza e di ordine pubblico che rimarrà senza dubbio di attualità. Allora, per parlare di quello che è stato l'episodio, uno degli episodi più gravi, ci colleghiamo subito in diretta da Venezia con Anna Maria Parisi e Alberto Pivetta, che si trovano con il comandante della polizia locale Marco Agostini, eccolo qua, che ringraziamo, perché c'è stato addirittura l'episodio di una vera e propria bomba a carta contro l'auto, tra l'altro di un ex vigile, con questa persona che, scioccata naturalmente, sono addirittura scoppiati gli airbag, è scesa ed è stata a quanto pare picchiata dagli autori di questo lancio di petardo. Anna Maria, buongiorno a te, alla linea. Sì, buongiorno anche a te, ai nostri telespettatori, con gli auguri per questo 2025. Il punto sulla sicurezza, come dicevi tu Lina, con il nostro ospite, il comandante generale della Polizia Locale di Venezia, il dottor Marco Agostini. Buongiorno. Buongiorno e auguri di buon anno a tutti. Grazie altrettanto, dottor Agostini. Dunque, per fare il punto sugli interventi, sui tanti interventi che sono stati compiuti appunto dal corpo nel corso di questo Capodanno, cominciando proprio dall'ultimo, dicevamo, con l'esplosione a Mestre in via Baglioni di questo ordigno, una bomba a carta detta la bomba Sinner perché è arancione, ricorda i capelli del tennista, fatta esplodere da un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 30 anni, proprio a ridosso contro la macchina di un ex vigile urbano, un vigile andato in pensione da pochissimo, e poi il vigile che ha preso paura è sceso e per rimproverare questo gruppo di ragazzi di tutta risposta è stato picchiato. Intanto come sta il collega? La notizia che abbiamo sta bene, non è successo niente di grave. Il danneggiamento è un danneggiamento importante, perché avergli buttato un grosso petardo sotto la macchina ha fatto saltare tutti gli airbag e ha fatto saltare l'impianto elettrico, e nelle macchine attuali significa aver fatto danni significativi. Quindi si parla di danni per diverse decine di migliaia di euro? Diverse decine non lo so, ma potrebbe arrivare a una decina di migliaia di euro. Sì, è veramente grossi danni. Adesso naturalmente le indagini continuano per identificare questi autori di questa che non possiamo chiamare una bravata. No, è un atto delinquenziale di suo, dopodiché questi non hanno il senso della misura. D'altronde chi compra artifici di questo tipo è ben consapevole di quello che fa. Ecco, artifici di questo tipo, come dice bene il comandante, c'è la bomba Sinner, sequestrate anche in quella di Catania, e poi non soltanto notte di fuochi, si diceva tanti gli interventi sempre a Mestre, tra Piazzale Donatori di Sangue, quindi in centro a Mestre, e Piazza Barche, comandante, con il sequestro anche di un macete. Diciamo che dove si sono svolti gli eventi organizzati dal Comune d'Avela non è successo assolutamente nulla. La gente è stata in sicurezza, ha festeggiato nel modo più corretto possibile. Ai margini degli eventi, in particolare a Mestre, ci sono stati alcuni episodi da parte di gruppi di ragazzini, veramente ragazzini questa volta, nel senso quindicenni, che si sono dati ad atti vandalici, a stupidaggini che non possiamo dire nemmeno tipici della loro età, ma solo tipici della cretineria che gli governa. Perché in Piazzale Donatori di Sangue hanno fatto saltare i tavolini del bar centrale, e poi quando siamo intervenuti sono scappati. Quando sono andati sotto Coin
e hanno cominciato a tirare via le piante dai vasi che sono stati messi a delimitare l'area protetta per evitare episodi tipo quelli di New Orleans, e quando siamo intervenuti ci hanno accolto con atteggiamento di sfida, cominciando a tirare fuori i telefonini, riprendendoci in faccia gli agenti, riprendendo le targhe delle nostre macchine e cretinate di questo genere. Il problema è un problema di educazione e nient'altro. Adesso verranno naturalmente identificati anche per il tramite delle telecamere. Questi sono già stati identificati dalle pattuglie operanti, penso che nelle prossime ore partirà la segnalazione all'autorità giudiziaria e poi vedremo. Ecco, quindi con la segnalazione al Tribunale dei minori si tratta di minorenni in questo caso? Sì, certo. Ecco. Poi ci saranno anche le ripercussioni con le famiglie che dovranno poi provvedere a risarcire i danni che sono stati la responsabilità civile rispetto ai comportamenti minori e dei genitori. Altri 2 Daspo urbano per le 48 ore messi nei confronti di 2 turisti americani molesti perché... Vabbè, ma questo è Venezia, però. È Venezia, vicino a San Marco, ai margini dello spettacolo di San Marco, 2 ubriachi, succede. Noi dimentichiamo che 20 anni fa avevamo il tappeto di vetri di bottiglie lanciate dai militari della base di Vicenza che venivano a fare Capodanno a Venezia. Succede. Insomma, questo Daspo urbano comunque sta dando i suoi frutti. Dal 2017 si diceva, comandante, che Venezia... Sì, noi l'abbiamo introdotto appena la legge l'ha previsto. Abbiamo fatto la zonizzazione e con il regolamento di polizia e sicurezza urbana, che è del 2018, abbiamo zonizzato. Quindi per noi non è una novità. La novità è l'indicazione che ha dato il Ministro di applicare in queste zone, che sono peraltro condivise con le forze di polizia e con la prefettura in sede di COSP, provvedimenti di allontanamento di delinquenti abituali, borseggiatori, spacciatori e cose del genere. È uno strumento in più, o meglio, è stato riesumato un vecchio strumento perché riesumato le ordinanze prefettizie del 1931, quindi non proprio uno strumento nuovo, quasi centenario, e che consente all'autorità di polizia di allontanare e di dare delle prescrizioni a soggetti dediti a comportamenti asociali. Quindi dal fronte della sicurezza sono stati presi tutti i provvedimenti necessari, sono state evitate anche situazioni delicate anche con il sequestro di questo macete. Che bilancio si sente di fare, comandante? Ma estremamente positivo, nel senso che gli eventi sono stati svolti tutti in grande sicurezza e la macchina della sicurezza ha funzionato in grande collaborazione tra tutti, quindi ad esempio sull'episodio della bomba Sinner sono intervenuti i primi carabinieri e poi anche noi. In piazza Donatore di Sangue siamo andati in supporto alla Polizia di Stato, in piazzale sotto Coin siamo intervenuti primi noi e poi gli altri. Normale collaborazione di tutti i giorni. Quindi questo è il punto sulla sicurezza Venezia Mestre da parte del comandante della Polizia locale di Venezia, dottor Marco Agostini, che ringraziamo e vi salutiamo dal quartiere generale proprio della Polizia locale, cioè dal comando, e siamo nella stanza del supercomandante, dal tronchetto di Venezia. È tutto, grazie al nostro ospite. La linea torna a te con le immagini di Alberto Pivetta. Grazie Anna Maria Parisi, grazie al comandante Agostini naturalmente, grazie al nostro collega Alberto Pivetta. Allora noi continuiamo a parlare del Capodanno, di chi ha davvero voluto non festeggiare ma creare danni, produrre danni. Andiamo a Tezze sul Brenta con Chiara Gaiani e Andrea Benetti, con il sindaco Pellanda, perché c'è stato un atto che va oltre il vandalismo, no? Anche a livello simbolico. A te Chiara, buongiorno.
Buongiorno e buon anno a tutti i telespettatori con Andrea Benetti e il sindaco Luigi Pellanda, che ringraziamo. Ci troviamo lungo la ciclabile che collega Belvedere a Campagnari. Mi ha aiutato con il nome delle frazioni che adesso mi sfuggiva. Come vedete alle mie spalle c'è questo capitello votivo dove la testa del bambinello in braccio a Giuseppe non c'è più. È stata staccata letteralmente proprio la notte di Capodanno, non l'unico vandalismo, adesso ci racconterà il sindaco, e tra l'altro all'interno di in questo capitello dove purtroppo anche la testa di San Giuseppe 2 anni fa era stata staccata, quindi qui continuano proprio ad accanirsi, sindaco. Sì, a distanza di 2 anni, proprio negli stessi giorni, nel 2023, un altro fatto vandalico analogo a questo. Insomma, è veramente disgustoso, siamo amareggiati di questi fatti, anche perché prendersela con delle immagini religiose, c'è gente che passa, che passeggiano in questo luogo, e diciamo che non è certamente una bella cosa. Noi cercheremo assolutamente di mettere a posto e non possiamo che essere dispiaciuti di tutta quanta questi fatti vandalici che sono avvenuti. Ecco perché la notte di Capodanno, nel frattempo ci raggiunge anche Franco Cerantora, un signore insomma di Tezze che è stato tra i primi a notare quanto era accaduto, è questa banda che purtroppo non è l'unico atto insomma che ha compiuto in questi mesi a Tezze sul Brenta, se l'è presa anche con il vostro centro anziani, sindaco. Sì, in questi ultimi 3 mesi, ottobre, novembre e dicembre, il centro anziani della frazione di Campagnari, a poche centinaia di metri, è stato preso di mira da atti vandalici, da furti di biciclette. Proprio l'altra sera sono entrati, hanno fatto danni soprattutto insomma alle cose che c'erano, perché non hanno rubato poche cose, pochi spiccioli e qualche bottiglia di alcolici, di vino, ma nulla più. Ci fanno riflettere questi fatti, ecco, su come noi educhiamo i nostri figli, quindi credo che abbiamo il dovere come genitori e come famiglie tutte di Tezze sul Brenta di fare delle riflessioni su come educhiamo questi nostri ragazzi. Ecco, allora ci ha raggiunto Franco Cerantora, la salutiamo, lo presentiamo anche ai nostri telespettatori. Fatti come questo fanno male, poi la seconda volta, quando l'ha visto, che cosa ha pensato? Si resta, non so come dire, si sta malissimo, perché gente, cretini dico, che se la prendono con, specialmente le feste di Natale, con un Gesù bambino, e distruggerlo così non è un atto che non si deve mai assolutamente. Dobbiamo condannare in modo più assoluto e cercare di, non so cosa fare. Comunque, siete già al lavoro per riparare al danno? Sì, senz'altro verrà riparato, e anche abbiamo intenzione di mettere una protezione davanti, perché questa è la seconda volta che è stato vandalizzato in questo modo, che non è una cosa che non è sopportabile, questa cosa. Ecco, sindaco, ci raccontava che qui telecamere per ora non ci sono, ma ci state lavorando. Lei però vuole rivolgere un appello a chi ha commesso questi fatti. Sì, allora innanzitutto l'impianto di videosorveglianza a Tezze sul Brenta è già attivo nelle vie principali. Stiamo facendo un progetto di estensione di questa rete di videosorveglianza. Ovviamente ci sono delle formalità burocratiche alle quali dobbiamo attenersi, e sicuramente verrà esteso con i tempi insomma necessari. Però vorrei fare un invito a coloro che hanno commesso questi fatti: si presentino nel mio ufficio, si presentino da soli o anche con i propri genitori se sono minorenni, perché io credo che debba essere dato un segnale, quindi devono pagare e capire che queste cose non si fanno. Ecco, quindi allora speriamo davvero che questi ragazzi, se sono davvero stati loro, si presentino, che raccolgano l'invito del sindaco. Prima, e lo ribadisco, insomma, si sottolineava il valore dei beni pubblici, che sono di nessuno, diceva il sindaco, e sono in realtà di tutti. Quindi davvero rilanciamo l'appello, ringraziamo Franco Cerantora e il sindaco Luigi Pellanda, ringrazio per la collaborazione tecnica Andrea Benetti. Da Tezze sul Brenta la linea può tornare allo studio.
Grazie Chiara, grazie al collega Benetti e agli ospiti naturalmente. Continuiamo il nostro viaggio tra le conseguenze negative purtroppo del Capodanno. L'altro episodio grave si è verificato a Ponte della Priula, siamo a Susegana nella sinistra Piave trevigiana. C'è stato un accoltellamento, di fatto un ferimento che assomiglia molto, purtroppo ricorda nelle dinamiche il tragico delitto di via Castelmenardo del 12 dicembre. Ci spiega quello che è successo Cristian Arboite, che si trova in diretta sul posto insieme a Nicoletta Rizzetto. Cristian, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno a te, buon anno anche da parte di Nicoletta Rizzetto, che sta curando la parte tecnica e che ti mostra le tracce rimaste a terra del Capodanno d'altissima tensione vissuto qui in via Tempio Votivo a Ponte della Priula. Siamo in comune di Susegana, un Capodanno tesissimo che ha visto fronteggiarsi, pare, due gang rivali, 20-30 le persone, ci raccontano dei testimoni che abbiamo sentito questa mattina. La rissa che sarebbe iniziata all'interno del locale che vedete, il locale Casanegra, che oggi è chiuso, quindi una mega rissa che si è sviluppata, pare per futili motivi che sono chiaramente al vaglio degli inquirenti, con due soggetti in particolare che poi hanno proseguito la lite: un 18enne, un giovanissimo quindi di Montebelluna, e un uomo più grande, entrambi di origini nordafricane. Quest'ultimo, l'uomo più maturo, avrebbe poi sfregiato con un coccio di bottiglia il giovanissimo, il 18enne, sfregiato, colpito più volte con questo coccio in diverse zone del corpo, ma soprattutto sul viso, sulla faccia. E vedete che ci sono ancora delle chiazze di sangue qui in via Tempio Votivo, ma adesso Nicoletta vi mostra proprio la traiettoria. È ben visibile anche oggi che questa rissa poi ha in qualche modo imboccato dal bar Casanegra, dal locale che vi ha mostrato Nicoletta, al bar della stazione. Sono decine e decine di metri, quindi qui ieri mattina c'era una traccia di sangue molto molto visibile, ce lo confermano anche diversi residenti. Questa l'area più critica, e qui con noi c'è anche l'assessore comunale alla protezione civile e alla sicurezza Alessandro Pettenò, che con il sindaco Gianni Montesel si è recato immediatamente sul posto, quindi è stato un capodanno anche per voi particolarmente concitato, assessore Pettenò. Capodanno movimentato, sì, certo. Ecco, voi siete intervenuti e che cosa avete visto ieri mattina? Ma allora, noi ieri mattina siamo intervenuti sollecitati da alcuni cittadini e abbiamo immediatamente contattato un nostro operaio, che voglio ringraziare in questa occasione, che si è reso immediatamente disponibile e ha messo a posto il piazzale per ridare insomma un minimo di dignità a un posto che vorremmo rimanesse pulito. Ecco, c'era sangue ovunque, questo ce lo confermano in tanti. Questo 18enne è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118, portato in ospedale, non è in pericolo di vita, ma le ferite sono profonde. Le indagini sono in corso, al vaglio dei carabinieri di Susegana ci sono le telecamere, potrebbero rientrare anche delle telecamere private della zona, proprio per ricostruire attimi concitati che però qui non si erano mai visti, non perlomeno in una maniera così cruenta, assessore. Assolutamente, noi non siamo abituati a questo tipo di atti, per cui come le dicevo prima, la nostra intenzione è bloccare immediatamente la cosa sul nascere. Ecco, faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per limitare assolutamente fenomeni come questo. Ci sono dei residenti che chiedono la chiusura del locale o comunque controlli maggiori, cosa potete rispondere? Ma noi già ieri abbiamo contattato immediatamente in maniera informale il gestore
prossimamente lo convocheremo per cercare di porre in atto delle azioni comuni a tutela chiaramente della sicurezza pubblica, per cui ripeto faremo quello che potremo fare, certamente non rimarrà incompiuto, insomma quello che è successo ieri, la cosa assolutamente non rimarrà nascosta sotto un tappetino, ma verrà affrontata chiaramente. Ecco, tra l'altro una rissa, anche lì c'erano stati cocci di bottiglia con dei feriti, si era registrata a metà dicembre all'altezza del bar Quadrivio, quindi siamo verso la rotatoria, quella che in tanti conoscono, quindi è un tema che si ripresenta abbastanza spesso nell'ultimo periodo. Ma purtroppo Ponte della Priula è un paese che si trova al centro della Marca ed è sicuramente un punto di passaggio di tanta gente che purtroppo in queste tristi occasioni si è fermata per compiere atti che, ripeto, non siamo abituati a riscontrare qui nel nostro territorio. Quindi farete di tutto per evitare un'escalation, questo lo possiamo dire. Ci mancherebbe, sicuramente grazie alle forze dell'ordine che ringraziamo e che sono sempre presenti, insieme di concerto continueremo in un'azione di contrasto a questi eventi. Grazie Assessore Alessandro Petenò, Assessore alla Protezione Civile e alla Sicurezza a Susegana. Una breve fotografia del Capodanno nella Marca Trevigiana, linea 17 le persone sanzionate per botti nella sola città di Treviso, dove sono stati individuati anche 6 giovanissimi che hanno acceso dei fuochi proibiti in Piazza dei Signori. 2 le persone ferite, con ferite agli arti, che si sono presentate in pronto soccorso, ferite sempre da botti non consentiti, diversi cassonetti andati a fuoco durante la notte di San Silvestro, super impegno come al solito dei vigili del fuoco, controlli potenziati anche sulle arterie della Marca, decine e decine di automobilisti controllati, diverse anche le sanzioni ai sensi del nuovo codice della strada. Questo è il Capodanno che talvolta ha diciamo così valicato il limite nella Marca Trevigiana. Per il momento da via Tempio votivo a Ponte della Priula con Nicoletta Rizzetto è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit, ci rivedremo più tardi per un altro collegamento sempre dalla sinistra Piave. Allora continuiamo questo giro, andiamo a Padova adesso, parleremo più tardi della festa in Prato della Valle, adesso ci teniamo sulla cronaca con quelli che sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in questo Capodanno. Sono stati una ventina gli interventi dei vigili del fuoco a Padova e provincia nella notte tra San Silvestro e Capodanno, collegati in qualche modo ai festeggiamenti. Gli unici 2 feriti sono dell'Alta Padovana, interventi per incendi di cassonetti di rifiuti e della carta e residui di fuochi pirotecnici avvenuti principalmente in città e poi ad Abano Terme, Fontaniva, Fiesso d'Artico, Vigo d'Arzere, Brugine, Carmignano di Brenta, Piove di Sacco e Vigonza. 2 gli accessi al pronto soccorso per ferite legate ai botti, entrambi nell'Alta Padovana, all'ospedale di Campo San Piero, per 2 giovani di 23 e 32 anni di Cittadella. Il più giovane è stato medicato per un'ustione alla mano, il 32enne invece aveva una ferita, sempre alla mano, giudicata guaribile in 7 giorni. Tra gli interventi più complessi, l'incendio di una casetta di legno e di un'auto in via Don Bosco a Santa Giustina in Colle. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Borgoricco, che hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento di un'altra autovettura. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta, sul posto anche i carabinieri. Restiamo a Padova, ma lasciamo per adesso la cronaca strettamente legata al Capodanno. Andiamo ad altri temi, purtroppo, in particolare la sicurezza stradale, perché travolta da un'auto il 22 dicembre Sandra Pegoraro è morta ieri senza essersi mai ripresa. Nel 2022, pensate, era sfuggita a un femminicidio, una storia davvero toccante che ci raccontano adesso in diretta Federico Fusetti e Federico Cibotto. A te Federico, buongiorno.
Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. È una storia davvero drammatica quella che stiamo per raccontarvi. Come hai anticipato, siamo a Ponte Vigo d'Arzere, periferia nord di Padova, oltre l'Arcella, e 10 giorni fa, il 22 dicembre, Sandra Pegoraro, 52 anni, un'operatrice sociosanitaria, era stata travolta mentre attraversava la strada. Un incidente grave, la donna era finita in ospedale in gravissime condizioni, non si è mai ripresa. Ieri, 1° gennaio, è espirata in ospedale, ma la tragedia è ancora più grave, diciamo, ancora più triste, pensando a quello che le era accaduto nel maggio del 2022, quando era stata aggredita dal suo compagno, era stata ferita, accoltellata ed era finita in gravissime condizioni in ospedale. L'uomo poi, un anno dopo, era stato condannato a 8 anni. Lei era guarita dalle ferite, ma non era guarita nell'animo. Nelle interviste che ha rilasciato aveva sempre parlato di una vita che era cambiata completamente e aveva fatto fatica a riprendersi, però era diventata un po' una sorta di simbolo per altre donne che avevano vissuto la sua esperienza. Comunque, diciamo, la sua vita era andata avanti, purtroppo però il destino l'ha colpita di nuovo. Come dicevamo, 22 dicembre l'incidente, la speranza che potesse farcela, e invece ieri la tragica notizia che ha colpito Sandra Pegoraro. A te Lina, da me, da Federico Cibotto, ti restituiamo la linea. Questo aggiornamento, veramente, come dicevi tu Federico, una vicenda molto triste. Ci uniamo al cordoglio per questa donna. Restiamo a Padova per un incendio in un bar di Galleria Tito Livio, lo stesso che il questore aveva fatto chiudere poche ore prima. Fumo, fiamme e paura in pieno centro a Padova, dove un incendio ha colpito nella notte di Capodanno il bar Baracca in Galleria Tito Livio. Il locale era stato chiuso per 3 mesi il 31 dicembre per un provvedimento della questura. Le persone che rientravano dal concerto di Prato della Valle hanno notato una densa colonna di fumo uscire dal locale e hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco intervenuti hanno individuato subito il punto di origine dell'incendio e in breve hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale. Un intervento che ha permesso di evitare che le fiamme si estendessero al resto del bar e così i danni sono stati minimi. Sul posto anche i poliziotti della squadra volanti. Da un incendio all'altro, in questo caso boschivo, a Schio, perché dopo l'incendio di ieri che ha coinvolto 2 ettari di zona boschiva sopra Poleo al Tretto, oggi continua il monitoraggio dell'area da parte dell'elicottero della Protezione Civile per tenere sotto controllo eventuali nuovi focolai. Elicottero della Protezione Civile della Regione stamattina a presidiare l'area colpita dall'incendio boschivo di ieri pomeriggio a Schio, nella zona di Santa Caterina del Tretto, che ha distrutto oltre 2 ettari di superficie. Intervento durato circa 3 ore, che ha visto in campo le squadre dei vigili del fuoco arrivate con un modulo antincendio che hanno contenuto e spento le fiamme, e di rinforzo anche 2 squadre dell'incendio boschivo della Protezione Civile. Si tratta di una zona boschiva appena sopra l'abitato di Poleo, zona impervia e lontana dal centro abitato, che non ha destato preoccupazione per le abitazioni. Incendio che ha riguardato prevalentemente rovi e sottobosco e che nella serata di ieri era già stato presidiato e messo sotto controllo. Ancora al vaglio le possibili cause all'origine dell'incendio. E poi c'è stata l'impegnativa operazione di soccorso notturna per 3 alpinisti padovani rimasti bloccati in parete e recuperati solo dopo 6 ore. 3 giovani alpinisti padovani sono stati salvati dal soccorso alpino dopo essere rimasti bloccati in parete sui lastoni di Formin nel territorio di San Vito di Cadore.
Un'operazione di recupero complessa, durata circa 6 ore, dopo che i 3 avevano sbagliato la strada per la discesa. Al momento di scendere in corda doppia, infatti, hanno visto un cordino penzolare, che però non c'entrava con la via di rientro, sbagliando così strada e rimanendo bloccati in 2 60 metri sotto la cima, il terzo una ventina di metri più in basso. I 3, 2 ragazzi di 21 e 24 anni di Padova e una 21enne di Vigonza, hanno così attivato i soccorsi, che hanno inviato un elicottero da Trento, abilitato per il volo notturno. Un'operazione di recupero però molto complessa. Dopo aver tentato invano da diverse altezze di avvicinarsi sulla verticale del punto dove si trovavano i 3, l'elicottero ha sbarcato 2 soccorritori in vetta a 2630 metri di quota per volare a valle e caricare a bordo una squadra di altri 4 soccorritori. Con una temperatura di diversi gradi sotto lo zero si sono calati, raggiungendo l'alpinista più distante. Una volta agganciato a sé, il tecnico è stato issato dove si trovavano gli altri 2 che sono stati assicurati a lui. Tutti e 4 assieme sono stati infine sollevati sulla cima, dove un ragazzo e soprattutto la ragazza che tremava dal freddo sono stati dotati di piumini e giacche a vento. Raggiunto un ampio spiazzo dove era possibile atterrare, l'elicottero di Treviso Emergenza ha provveduto al recupero. Per i ragazzi, in leggera ipotermia, dunque, un lieto fine grazie alla bravura dei soccorritori. E diversi episodi hanno riguardato, per quanto riguarda gli interventi dei Vigili del Fuoco in queste settimane, le fughe per monossido di carbonio con molti intossicati e purtroppo anche una vittima a Trieste. L'episodio di via Crispi, siamo in un B&B in cui appunto è accaduta questa fuga di monossido che ha provocato, come detto, una vittima e degli intossicati. Interroga naturalmente sul verificarsi piuttosto frequente purtroppo ultimamente di episodi come questo estremamente pericolosi. I colleghi di Trieste hanno fatto il punto proprio su questa tematica. Ognuno degli incidenti avvenuti nel nostro paese collegati a fughe di monossido di carbonio, quello accaduto lunedì sera in via Crispi in cui ha perso la vita un medico austriaco non è neppure l'ultimo, deve essere analizzato a sé. Eppure, assieme ad Alessandro Minon, titolare della Vecta, abbiamo analizzato il fenomeno partendo da un punto di vista generale. Quest'anno non ha fatto freddo fino a poco tempo fa, per cui chiaramente le caldaie utilizzate in modalità generazione acqua calda lavorano per pochi minuti e difficilmente generano questo problema. Con l'arrivo del freddo, lavorando in modo intenso e continuativo, è più facile che in caso di guasti o malfunzionamenti possano accadere. In colore ed in odore il monossido è un killer perfetto. Ci sono, va detto, alcune attenzioni per evitare le conseguenze più gravi. L'idea di farsi una piccola grigliata in casa o più che in appartamento, magari in una taverna, è una pessima idea. Bracieri, griglie e carbonella non vanno utilizzate all'interno dell'appartamento. Al di là di tutto ciò, sottolinea Minon, è importantissimo far controllare i propri impianti e per certi aspetti sostituire una caldaia obsoleta. Se non si è certi del proprio caminetto a legna o a carbonella, sicuramente fare controllare la canna a fumare e fare controllare lo stesso, al minimo dubbio lasciare sempre socchiusa una finestra quando c'è una combustione, fare il controllo tipicamente annuale di tutte le caldaie presenti negli immobili, ma anche far controllare gli scaldabagni a gas, rivolgersi, mi permetto di dirlo, degli operatori ovviamente abilitati in sensi di legge, ma soprattutto qualificati per essere sicuro che tutto funziona bene. Uno dei controlli che vengono fatti è proprio quello del monossido di carbonio. Anche se una caldaia viene verificata come perfettamente funzionante, se è molto vecchia è sicuramente prona a guasti più di una caldaia ragionevolmente recente, quindi può essere perfettamente funzionante al momento della verifica, ma è più facile che si possa rompere dopo. In alcuni casi la fuga avviene nelle seconde case, utilizzate per poche settimane all'anno. Anche in questa circostanza è necessario prestare la massima attenzione. Nel momento in cui si va a aprire una casa che non si utilizza da lungo tempo, porre una maggiore attenzione a tutti i dispositivi elettrici, elettronici, a gas presenti è importante. Direi che porre ancora una maggiore attenzione al presentarsi di uno qualunque dei sintomi che abbiamo detto prima sicuramente aiuta, però fondamentalmente l'attenzione da porre è la stessa: fate la manutenzione.
Una notizia che è arrivata da poco in redazione da parte della Questura di Treviso: picchia e minaccia ai genitori, arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia. Siamo nel pomeriggio di martedì. Un italiano di 43 anni, già aggravato da precedenti specifici, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori ultra 65enni. Sono stati proprio, anzi è stata una vicina di casa a chiamare il 113 per una violenta lite in famiglia e grida arrivate dall'abitazione contigua. Una volta giunti all'interno dell'appartamento, gli agenti delle volanti hanno notato il 43enne in stato di alterazione alcolica che urlava e minacciava i genitori, tentando anche di colpire la madre con uno schiaffo, senza riuscirvi, solo per via del provvidenziale intervento di uno degli agenti. Dopo averlo fermato, appunto, gli operatori hanno appreso che i genitori erano effettivamente stati picchiati con schiaffi, pugni e calci all'apice dell'ennesima lite. Lui era stato già denunciato per maltrattamenti nella primavera del 2024 e aveva a suo carico un ammonimento del questore. A seguito dell'arresto è stato condotto in carcere a Santabona e ora si vedrà come proseguirà dal punto di vista giudiziario, naturalmente, questa tristissima vicenda. Andiamo sull'home page del Corriere del Veneto adesso, perché nel discorso di fine anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato due veneti, Giulia Cecchettin e Sammy Basso, con il papà di Giulia che ha detto: ci incoraggia a guardare avanti. Il biologo malato di progeria e la studentessa vittima di femminicidio citati come esempio di speranza. Tutti dobbiamo agire, ha detto il Presidente Mattarella. Allora chiederei cortesemente alla regia di farci sentire lo spezzone che riguarda Sammy Basso. Ho incontrato valori e comportamenti positivi e incoraggianti nel volto, nei gesti, nelle testimonianze di tanti nostri concittadini. Li ho incontrati nel coraggio di chi ha saputo trasformare il suo dolore, causato da un evento della vita, in una missione per gli altri. Li ho letti nelle parole di Sammy Basso, che insegnano a vivere una vita piena oltre ogni difficoltà. Così dunque il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vi dicevo prima la reazione emozionata naturalmente di Gino Cecchettin e tanta emozione anche da parte degli amici di Sammy, parole ed emozioni raccolte dal nostro Alex Giuliano. Nel suo saluto di fine anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha citato Sammy Basso per il suo coraggio, per la sua capacità di affrontare col sorriso, con caparbietà, con forza una vita sicuramente non facile, una vita piena di ostacoli. Noi siamo in compagnia di due dei suoi più cari amici, Andrea Fontana e Nicola Battocchio, due che conoscono, usiamo sempre il presente, conoscono bene Sammy, perché Sammy continua a essere una presenza viva, fissa, vivida nelle vite di chi lo porta nel cuore. Andrea, è stata che tipo di emozione ascoltare il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica e sentire quelle parole su Sammy? Beh, guarda, ti dico, la più alta carica dello Stato che in un messaggio così importante decida di nominare Sammy Basso ti può far capire semplicemente la grandezza di questa persona. L'ha capito il Presidente e gliel'ha fatto capire agli italiani, che ha lasciato un messaggio importantissimo nella nostra vita e nella nostra esistenza. E cerchiamo di portare a casa questo messaggio e farlo nostro, perché questo è quello che voleva Sammy, e il progetto di Sammy, anche attraverso le parole di Mattarella, sta proseguendo e sta andando avanti. Ecco, siamo passati da un Sammy Basso presente nel presepe napoletano con la statuina a tante citazioni su testate giornalistiche nazionali e internazionali, fino Nicola Battocchio al messaggio di Sergio Mattarella. Questo forse ci fa capire che Sammy ha fatto qualcosa di straordinario e continua a fare qualcosa di straordinario. Sicuramente io l'unica un po' vena polemica che posso avere è quella che si doveva dare anche più visibilità a Sammy quando c'era
prima quando era vivo, però insomma il presidente Mattarella è giusto nominarlo, l'ha nominato, e io penso che la positività di Sammy deve essere come un mantra dentro ognuno di noi, bisogna essere positivi se si vuole un mondo positivo. Questo è quello che lui ci ha insegnato e questo è quello che noi dobbiamo proprio avere in testa e nel cuore sempre. Ecco, Sammy Basso non è solo un messaggio di forza, di coraggio, di positività, non è solo una persona che ha trasmesso a tutti, a coloro che l'hanno conosciuto, la sua grinta, ma è anche una persona che ha trasmesso grande allegria. Vogliamo iniziare l'anno magari ricordando una cosa particolare di Sammy che ci strappi un sorriso a inizio anno, perché se Sammy Basso avesse ascoltato le parole di Mattarella, cosa avrebbe pensato? So proprio Mona. Semplice, basta, non può dire altro. Quello avrebbe detto lui, scusate la parola, ma questo avrebbe detto. Questo dunque è il ricordo degli amici, grazie ad Alex Giuliano. Noi adesso andiamo in pubblicità per qualche istante, torniamo tra poco con altra cronaca, altri collegamenti e poi dalle 13 gli ospiti. Ritorniamo in diretta con il nostro Focus TG, ben ritrovati. Allora andiamo a vederlo il Capodanno per quanto riguarda i festeggiamenti, giustamente andiamo in Prato della Valle a Padova dove erano attese 10.000 persone, grande concerto e grande afflusso di pubblico. Vediamo. La festa di Capodanno torna in Prato della Valle dopo 2 edizioni in Piazza Insurrezione ed è subito un successo. In 20.000 infatti hanno affollato la piazza simbolo di Padova, una delle più grandi d'Europa, per il concerto di Alfa e per festeggiare l'arrivo del 2025. 10.000 persone era il limite di capienza davanti al palco, ma ne sono arrivate altrettante nelle altre zone della piazza. 20.000 persone abbiamo registrato questa sera in Prato della Valle, tra l'area di pubblico spettacolo vicino al palco e il resto della piazza, quindi una presenza veramente straordinaria che ha testimoniato la bontà della scelta di tornare in questa che è la nostra piazza più grande, con una bellissima offerta musicale, perché tanto è stato l'entusiasmo per il concerto di Alfa e anche per la musica del DJ Albert Marzinotto. Abbiamo visto tantissimi padovani, tante padovane, ma soprattutto anche tante persone che hanno raggiunto la città da fuori, che già nel corso delle scorse settimane si informavano rispetto a questo appuntamento. Lunghe code ai punti d'ingresso dove le forze dell'ordine controllavano chi si avvicinava al palco, ma nessun problema di ordine pubblico per tutta la serata. Efficaci controlli, il dispositivo di sicurezza prevedeva la presenza di centinaia di uomini delle forze dell'ordine, oltre alla protezione civile. 2 le persone segnalate dalla polizia per violazioni amministrative accertate durante il concerto, un 40enne italiano sanzionato per ubriachezza in quanto a causa dell'abuso di alcol aveva perso il controllo e infastidiva i presenti, ostacolando il deflusso dalla piazza, e un 28enne egiziano regolare in Italia trovato in possesso di un pezzetto di hashish per uso personale. Moltissimi anche i giovani arrivati dalla provincia e da fuori regione. Questo significa che siamo veramente un punto di riferimento nel nord-est per la nostra offerta di eventi, di intrattenimento, di offerta culturale, e questo ci inorgoglisce. Il richiamo del cantante Alfa ha funzionato dunque. Già a Padova per alcuni concerti all'inizio della carriera, la consacrazione di Sanremo 2023 lo ha proiettato nel panorama nazionale e la scelta dell'amministrazione evidentemente ha pagato. Questo dunque è il Capodanno di Padova. Andiamo a sentire invece le voci che ha raccolto Daniele Garbina a Vicenza su quelle che sono le speranze, gli auspici, le aspettative per il nuovo anno da parte dei vicentini. Cosa si aspetta per l'anno nuovo 2025? Cosa vorrebbe, desidera? L'anno che è passato per me è stato proprio anno bisesto, anno funesto, per cui qualsiasi cosa spero che sia meglio. La pace. La pace. Ecco, quella è la cosa pace in tutto il mondo. Vorremmo che veramente queste guerre finissero. Ci sono auspici a livello personale che chiaramente non possono che essere la salute, questa per me, per la mia famiglia, poi a livello globale penso la pace, che è un po' l'auspicio che tutti abbiamo. Ecco. Non lo so, tante cose belle, una nuova vita. Per il 2025 mi auguro un po' di felicità, di serenità.
cioè che funzioni tutto bene, poi sicuramente la pace e tutto, ma quello penso che sia un pensiero comune. Che finiscano le guerre che ci sono, che ci sia un po' di tranquillità un po' per tutto il pianeta, perché è proprio il pianeta che necessita di auguri sereni e tranquilli. A livello personale vorrei che rimanesse tutto com'è e di stare bene in salute. A livello mondiale dovrebbero cambiare tantissime cose, dovremmo essere tutti più attenti al benessere di tutta la collettività, e la pace in questo momento penso che sia di attualità. Che finisca sta guerra, perché ormai ha creato disagi in tutti i sensi. Speriamo che ci sia qualcosa, che la gente, questi che ci comandano, si rivedano un attimo. E poi guarda, io dico sempre l'importante è la salute. Allora, così su due piedi faccio un po' fatica. Beh, ricca, bella e famosa, perché quello va sempre bene. Quindi ecco, quello no, dai. Salute, solite cose, salute, successo nel lavoro, solite cose. La cosa fondamentale che occorre la pace. Sinceramente guarda, non mi aspetto più niente, perché ogni anno diciamo sempre la stessa cosa, però ogni anno sarà sempre peggio. Ci auguriamo solamente che non ci sia più questa guerra, che tutti noi capiamo il senso dell'amore, del rispetto, della famiglia. Questa è la cosa più importante. Salute, felicità, speriamo che la guerra stia lontano da noi. E l'auspicio è semplicissimo, elementare, quell'assioma che lega tutti quanti gli uomini e che nasce appunto dal messaggio che riceviamo anche da Gesù: pace e amore, sperando di raggiungere questa idea di pace molto molto difficile. Queste le speranze dunque condivisibilissime naturalmente dei vicentini. Le feste non sono ancora finite, tra pochissimi giorni l'Epifania e torna l'annosa questione dei panevin legata allo smog. I falò della Befana che vengono contestati naturalmente dagli ambientalisti, ma che le norme tra l'altro impediscono di svolgere in determinate condizioni meteo. A Treviso, dove è una tradizione molto diffusa, si va verso uno stop di questi falò, come ci ha confermato il vice sindaco Manera. Sentiamo. Tradizione e rispetto dell'ambiente, anzi tradizione e rispetto delle regole che dovrebbero proteggere l'ambiente. Per la Marca il Panevin è tutt'uno con l'inizio dell'anno, la parte della storia di questo territorio, ma i tempi sono cambiati e con il livello arancio di inquinamento l'ordinanza del comune è chiara: stop ai falò. Per ciò che riguarda i Panevin abbiamo già comunicato che nel caso fossimo in situazione arancio o peggio rosso non si potranno tenere come ordinanza prevista. Sarebbe paradossale essere in situazione arancio e permettere i panevini. Detto che non sono la fonte principale di inquinamento, però l'ordinanza parla chiaro e noi dobbiamo attenerci a questa. Discorso diverso per gli altri comuni che possono prendere decisioni diverse, come ad Arcade che ospita il panevin più famoso della provincia. Più in generale il livello arancio condizionerà tutti questi giorni di fine anno. ARPA ci ha comunicato che siamo in fascia arancio, quindi abbiamo superato la fascia verde. A questo punto l'ordinanza parla chiaro, in quanto gli Euro 5, tranne quelli in deroga, non possono circolare all'interno del comune di Treviso, e quindi noi verificheremo in questi giorni cosa fare e come agire. E a chi obietta che con un numero alto di sforamenti del PM10 registrato nel 2024 a Treviso si doveva procedere in modo diverso per proteggere la popolazione, l'amministrazione ricorda che le linee guida le detta la regione in collaborazione con le altre regioni della pianura padana. Da questo punto di vista non si può fare, e ripeto, noi seguiamo che sono i dettami di ARPA, perché non facciamo noi questi rilevamenti. Speriamo nelle condizioni climatiche e meteo, perché se basta un po' di vento per cambiare la situazione, speriamo in una ventosità. Senza dimenticare le temperature basse, ricorda il comune, con il riscaldamento domestico che sale e diventa la prima causa di produzione del PM10. Questo dunque è il punto, vedremo come evolverà dal punto di vista meteo naturalmente per i falò che comunque negli altri comuni della cintura urbana probabilmente verranno accesi e quindi le polemiche non si placheranno neanche quest'anno. Andiamo a sentire il bilancio di fine 2024 stilato dalla provincia di Vicenza, protagoniste le scuole con investimenti per 60 milioni di euro e gli interventi per le frane causate, frane purtroppo molto frequenti nell'anno passato, dal maltempo.
Un 2024 caratterizzato dagli eventi meteo estremi, provincia di Vicenza devastata da frane e smottamenti diffusi su tutto il territorio, eventi che hanno comportato una serie di investimenti straordinari di messa in sicurezza, ha ricordato il presidente Andrea Nardin nel tracciare il bilancio conclusivo, e lo stanziamento di un fondo straordinario di 1,5 milioni di euro per far fronte ai lavori di somma urgenza, oltre a 100.000 euro a disposizione di viabilità per interventi di emergenza necessari per la sicurezza e la fruibilità delle strade. Altri 150.000 euro sono stati destinati alla sistemazione delle reti paramassi indispensabili nei versanti fragili. Un anno caratterizzato anche da tantissime frane che fortunatamente siamo riusciti a sistemare grazie all'intervento pronto, competente di viabilità, la società partecipata, e anche a stanziamenti straordinari per circa 1,5 milioni di euro che la provincia di Vicenza purtroppo ha dovuto distogliere da altri interventi per poter rendere la viabilità fruibile ai nostri cittadini. Ma non solo, altro fronte in cui si sono concentrati gli investimenti della provincia è stato quello delle scuole, tra quelle inaugurate e quelle con cantieri in corso, per un totale di 60 milioni di euro tra fondi propri e fondi provenienti dal PNRR. Sono 6 quelli terminati con altrettanti scuole o annessi edifici agli impianti scolastici, ma numerosi, circa 60, sono i milioni che investiremo nel corso del 2025 per progettare, ma soprattutto per finire quelli che sono i cantieri attualmente in corso, tutti in regola con quella che è la pianificazione temporale e che quindi ci auguriamo di finire nel corso dell'anno. Ma tanti temi aperti nell'anno appena trascorso, dal pressing del territorio per far fronte all'emergenza lupi, alle grandi infrastrutture. Tra i risultati ricordati quello dell'accordo raggiunto con Iricav per l'esproprio dei terreni della provincia in Viale Milano per la realizzazione della TAV, in cui è stata riconosciuta alla provincia un'indennità di circa 10 milioni di euro, doppia rispetto a quanto era stato proposto inizialmente, grazie anche all'accordo sul mantenimento della stazione delle Corriere SVT attuale. Ma tra i momenti di gioia e condivisione, impossibile non pensare al 2024 come l'anno della Dunata degli Alpini, il cui quartier generale è stato Palazzo Folco, messo a disposizione dalla provincia. Allora, ultimi giorni dell'anno, naturalmente, tempo di bilanci. Andiamo a sentire quello della Polizia Locale dell'Alta Padovana, che ha illustrato appunto un anno di attività. 121 incidenti stradali rilevati, di cui 80 con lesioni, 10 con prognosi riservate, 78.696 violazioni al codice della strada per il superamento dei limiti di velocità, 730 per soste su spazi riservati ai disabili, 1.458 per il passaggio con il semaforo rosso. Sono solo alcuni dei numeri di un anno di attività della Polizia Locale del distretto PD 1A, con sede a Cittadella, nei comuni di sua competenza, dalla Città Murata fino a Fontaniva, da Grantorto a Gazzo. Tra i dati che emergono anche le 666 omesse revisioni del veicolo, 123 mancate assicurazioni RC Auto, cui si aggiungono 80 violazioni per l'uso del telefono durante la guida, altrettante per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Dal 15 dicembre, dal giorno dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, poi sono state 3 le sanzioni scattate nei confronti di giovani senza casco su monopattino, con una multa di 50 euro ciascuna, 10 soste su posti riservati ai disabili, 330 euro di multa e via 4 punti dalla patente, 6 guide usando il telefono, 250 euro di multa e sospensione della patente dai 15 giorni ai 2 mesi. Oltre a questi, riscontrate 190 violazioni nel conferimento dei rifiuti, 101 occupazioni abusive di spazi pubblici, 77 interventi all'interno di edifici abbandonati, ben 1011 le ore dedicate invece all'educazione stradale nelle scuole di tutti i gradi. Ed è stato un 2024 che verso la fine ha dovuto fare i conti anche con l'introduzione del nuovo codice della strada, che ha portato tutta una serie di conseguenze anche nel consumo ridotto di alcol, naturalmente perché vengono inasprite pesantemente le sanzioni un po' per tutta una serie di violazioni, compresa la guida con il telefonino in mano. Dopo le modifiche al codice della strada c'è stato un giro di vite da parte della Polizia Locale bassanese e anche qui ci sono già dei primi dati. Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, a Bassano non si è perso tempo. La polizia locale ha intensificato i controlli, specie contro l'uso del cellulare alla guida e il passaggio con il rosso ai semafori.
Ho disposto servizi ad hoc, soprattutto di repressione dell'uso del cellulare, del passaggio con il rosso, ma per il momento l'esito è stato inaspettatamente favorevole. Quindi presumo che l'effetto deterrente voluto dal legislatore ha sortito l'effetto sperato. Numerose le modifiche del codice della strada, quelle principali riguardano gli inasprimenti delle sanzioni a partire dall'uso del cellulare da parte di chi guida un veicolo. I principali cambiamenti, quelli più dirompenti, sono stati in materia di uso del cellulare, perché è stata inasprita pesantemente la sanzione portandola a 250 euro, 8 punti di decurtazione e la sospensione della patente. Altre novità sono state introdotte in materia di sospensione breve della patente anche per chi passa con il rosso, per chi non usa la cintura, per chi non fa uso dei sistemi di ritenuta per i bambini, per le norme sulla precedenza. Novità importanti, ma queste le vedremo nel lungo periodo, sono quelle relative alla guida in stato di ebbrezza in caso di condanna. In caso di condanna, infatti, l'automobilista avrà una patente limitata con l'obbligo di tasso alcolemico pari a 0 e quello di installare l'alcol lock, un dispositivo che blocca l'accensione del veicolo nel caso in cui si impone alla guida abbia assunto sostanze alcoliche. Novità anche per i monopattini. Si è inasprita, hanno introdotto l'obbligo del casco anche per i maggiorenni, cosa che prima non era obbligatorio. Devo dire che su questo fronte, anche qui a Bassano, complice un po' il tempo, il meteo, le condizioni meteo, la circolazione di monopattini si è ridotta ultimamente. Anche per la sanità è stato un 2024 impegnativo. A Venezia non solo un aumento degli interventi chirurgici e l'abbattimento delle liste d'attesa, ma nell'US4 Veneto Orientale si è registrato un aumento di nascite sia a San Donà che a Portogruaro. È stato un anno impegnativo ma anche ricco di soddisfazioni, perché abbiamo visto dati in crescita importanti. Il direttore generale dell'US4 Veneto Orientale, Mauro Filippi, traccia il bilancio di un 2024 che ha visto lo stanziamento di svariati milioni di euro sia per la realizzazione di nuove strutture che per il rinnovo degli ospedali. Uno dei punti di forza dell'aumento di attività che ha contrassegnato quest'anno negli ospedali del Veneto Orientale sono gli interventi chirurgici. Parlo soprattutto dell'incremento che abbiamo registrato nell'area chirurgica con gli interventi, un 5,4% in più rispetto al 2023, e anche di chirurgia robotica, così come ad esempio nelle prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche qua quasi un 5% in più rispetto al 2023. C'è poi un'altra attività che impegna tutto il nostro sistema sanitario da dopo il Covid, l'abbattimento delle liste d'attesa. 2024 si chiude praticamente con dati veramente di contrazione significativa nell'ordine dell'80-85% rispetto ai dati 2023, parlo delle prestazioni in preappuntamento. Ovviamente abbiamo ancora utenti che attendono di essere messi in lista e su questi noi ci concentriamo. Sul fronte dei nuovi nati, l'US4 ha invertito la tendenza nazionale, registrando un incremento sia nel punto nascite di San Donà di Piave, passato a 511 nuovi nati contro i 480 del 2023, sia in quello di Portogruaro, 284 attuali contro i 275 del 2023. Dove siamo in difficoltà, soprattutto nelle discipline dove è più difficile nel mercato del lavoro reclutare dei professionisti, ma questo è una situazione che viviamo noi e vive un po' tutto il sistema sanitario nazionale. Di bambini parla anche il bilancio dei soccorsi di Mediterranea Saving Humans, l'organizzazione non governativa guidata dai veneziani Luca Casarini e Beppe Caccia, che ha concluso l'anno con 700 persone salvate, così ci hanno detto, tra le quali molte donne appunto e minori. Buon Natale e buon 2025 da Marta, Davide e Jacob, i 3 bimbi sudanesi che Mediterranea ha soccorso la notte del 29 novembre scorso, insieme ad altre 76 persone. Questi gli auguri speciali di Mediterranea Saving Humans, l'organizzazione non governativa che ha come leader il mestrino Luca Casarini, armatore, e il veneziano Beppe Caccia, capo missione. Nonostante i ripetuti blocchi alla nave Mare Ionio, attualmente in cantiere per prepararsi a tornare in mare, i soccorsi sono proseguiti con una piccola barca a vela nel nostro mare Mediterraneo centrale. Nel 2024 sono stati effettuati circa 700 soccorsi e salvataggi a persone. Mediterranea
con la sua nave, la Mare Ionio, e con la barca a vela Safira, ha compiuto in questi ultimi 14 mesi ben 6 missioni. E siamo riusciti a soccorrere in mare quasi 700 persone, 79 delle quali nell'ultima missione condotta a sud di Lampedusa dalla barca a vela Safira. Abbiamo fatto questo nonostante tutti i tentativi del governo di ostacolare la nostra attività di salvataggio e di fermarci. Per oltre 2 mesi la Mare Ionio è stata bloccata dai provvedimenti presi sulla base del cosiddetto decreto legge Piantedosi. Il bilancio delle persone che hanno purtroppo perso la vita in mare è comunque pesantissimo. Sono 1700 le persone morte in mare negli ultimi 12 mesi, ma noi stimiamo siano molte di più, 2500 almeno, considerando i naufragi fantasma, le barche di cui si ha notizia siano partite dalle coste africane. Caccia, attacca le scelte del governo italiano e delle istituzioni europee e poi annuncia: noi torneremo in mare per soccorrere, per salvare altre vite umane, ma anche per documentare, testimoniare, denunciare le continue violazioni sistematiche dei diritti fondamentali del. Questo dunque il bilancio. Allora ci fermiamo qualche minuto con i servizi perché abbiamo collegato in diretta, e lo ringrazio, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Buongiorno sindaco e buon anno. Buongiorno a voi, buon anno. Allora sindaco, che capodanno è stato a Vicenza? Possiamo tirare un bilancio? È stato un bel capodanno, nel senso che con tante iniziative, tantissima gente in piazza, ma anche al Teatro Comunale dove c'era il tradizionale concerto di fine anno. È stato un capodanno in cui per fortuna non abbiamo registrato in città, in provincia invece qualcosa di grave sì, incidenti gravi legati a botti o petardi. Purtroppo come ogni anno, nonostante l'ordinanza, ne sono stati esplosi però molti anche in città, quindi causando per esempio grande disagio agli animali domestici. Anche oggi l'ENPA lo denuncia su tanti quotidiani e tanti organi di stampa anche televisivi della nostra regione, però insomma è stato un capodanno, devo dire, per la città positivo. Senta, avevate naturalmente anche voi pianificato con attenzione il tema dell'ordine pubblico, no? Ormai nei capoluoghi è di stretta attualità, abbiamo visto quello che è successo a Treviso, e poi c'è il tema delle cosiddette zone rosse. Come vi ponete rispetto a questa prospettiva che il Viminale ha inviato ai prefetti di fatto? Il Ministero dell'Interno ha dato una stretta molto forte sugli eventi pubblici, quelli con una grande presenza di persone, in particolare nei capoluoghi, ma non solo, quindi con tutto un sistema di difese passive, New Jersey, e una presenza importante anche di forza dell'ordine e di polizia locale. Così è stato anche a Vicenza, così sarà anche nei prossimi giorni, perché Vicenza storicamente ha un grande mercato dell'Epifania, quindi sabato, domenica e lunedì il centro storico sarà pienissimo di gente da Campomarzo fino a Piazza dei Signori, e quindi anche lì abbiamo dovuto prevedere particolari misure di attenzione e di sicurezza. Mentre per quanto riguarda le zone rosse, che abbiamo visto che il Ministero dell'Interno propone di istituire sulla base di quanto fatto a Milano, diciamo che non è diversissimo da misure che già esistono. Penso ai DASP urbani legati appunto ad alcune specifiche zone delle città. Ogni strumento può essere utile per tenere a riparo, per garantire la sicurezza in particolare di alcuni luoghi. È chiaro che poi il nodo vero è avere le forze dell'ordine, avere un numero di forze dell'ordine sufficiente per far rispettare questi divieti, per farli funzionare. Vicenza per esempio ha una storica carenza dal punto di vista del personale della questura, che poi è quello che in città, nei capoluoghi, garantisce più di ogni altro la sicurezza nel nostro territorio, e quindi oltre alle misure la cosa importante è che arrivino gli uomini e i mezzi.
Esatto, non è un tema da poco questo, no, Sindaco? Perché vediamo che c'è sempre minore disponibilità un po' dappertutto. Come si fa a incrementare? Si va un po' a battere i pugni, diciamo, al Ministero? Come vi state muovendo? Sì, direi che è il tema decisivo, nel senso che poi gli uomini e le donne della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ma se penso poi al tema dell'emergenza climatica, i Vigili del Fuoco, fanno la differenza tra il poter trasformare in realtà le misure che vengono adottate e invece lasciare soltanto sulla carta queste misure. Guardi, quest'anno noi abbiamo avuto una, chiamiamola, sollevazione a livello locale, perché nelle assegnazioni della questura alla questura di Vicenza di giugno, a fronte di oltre 20 pensionamenti, erano arrivati soltanto 2 nuovi agenti e la questura di Vicenza è storicamente in sofferenza per 2 ragioni. La prima è che Vicenza avrebbe tutto per essere una provincia con una questura in prima fascia, che vuol dire le questure con una maggiore dotazione di mezzi e di uomini, ma è da sempre in seconda fascia, quindi ha una pianta organica molto ridotta rispetto alle necessità. Secondo punto, questa pianta organica non è pienamente rispettata, per cui mancano ulteriori agenti. Dopo questa assegnazione, che per Vicenza voleva dire veramente una mazzata, c'è stata una sollevazione da parte, devo dire, di tutti, al di là degli enti locali, dei parlamentari di maggioranza e minoranza, delle categorie economiche, della Camera di Commercio, da parte di tutti, e nell'assegnazione di dicembre ne sono arrivati oltre 20, quindi un numero importante. Credo che sì, sia l'unica, cioè il fatto che un territorio sia unito, faccia presente le sue necessità e poi che il governo invece a livello macro investa e decida che le assunzioni in questo settore sono assunzioni da porre in campo con assoluta celerità ed efficacia. Senta, Sindaco, brevemente, visto che abbiamo visto i fatti di Treviso, no? Col sindaco, suo amico e anche collega Inanci, Mario Conte, che si è trovato alla fine dell'anno questo terribile episodio di un giovane morto di fatto per accoltellamento. Ecco, il tema delle bande di ragazzi, di giovani, è sentito anche da voi? Credo sia sentito in tutte le città, perlomeno in tutte le città del nord Italia. Chiunque legga i quotidiani o guardi i telegiornali o segua i siti dell'informazione locale, non soltanto veneta, ma devo dire di tutto il nord, purtroppo il fenomeno della devianza giovanile, di ragazzi giovani che si rendono protagonisti di reati in forma organizzata, cioè con bande, lo vediamo da tutte le parti. È un problema, ci possono essere situazioni più o meno gravi, io non credo che dipenda, diciamo, dai sindaci, cioè non credo che sia più bravo il sindaco di Vicenza e meno bravo il sindaco di Treviso o il sindaco di Padova o di Verona o di Venezia, perché sono fenomeni che scappano rispetto alla possibilità di gestione di un ente locale. Devo dire, sono anche difficili da arginare soltanto con meccanismi di sicurezza, cioè non basta neanche la questura su cose di questo tipo, perché vuol dire che il problema è talmente profondo e talmente legato ad aspetti sociali, di educazione, di prevenzione, che l'unica arma vera è mettersi nell'ordine dell'idea che ci vuole del tempo e che serve un grande progetto del paese che dalla scuola fino alle attività dopo scuola accompagni questi ragazzi, gli aiuti a prendere una strada che sia una strada positiva e che quindi ci consenta di evitare situazioni di questo tipo nelle nostre città, perché in alcuni casi sono minori, veramente minori, cioè ragazzi di 13-14 anni, quindi anche la soluzione, voglio dire, detentiva risolve molto poco, perché per un minore di 14 anni le pene sono assolutamente diverse da quelle di una persona di 20, 25, 30. Senta, Sindaco, ma il tema delle seconde generazioni, oggi sui quotidiani locali proprio Conte dice troppi stranieri e punta il dito rispetto a questa tematica in particolare, andando a vedere anche un po' quelle che sono le statistiche e anche l'episodio stesso che le citavo prima dell'omicidio di questo 22enne.
Diciamo che dipende, perché per esempio a Vicenza, ma non soltanto a Vicenza, basta guardare anche qui in giro per le città italiane, ci sono situazioni che coinvolgono i ragazzi di seconda generazione, ma anche ragazzi figli di famiglie italiane. In realtà il tema è spesso figlio di situazioni di disagio profondo, di famiglie sfasciate, di condizioni di difficoltà enorme, ma soprattutto il punto è che siano di seconda generazione o che siano italiani, nel senso di figli italiani, sono ragazze e ragazzi nati e cresciuti in Italia e con la cittadinanza italiana in larghissima parte, e quindi il tema vero che ci dobbiamo porre, cioè non sono ragazzi arrivati ieri, magari immigrati e sbarcati a Lampedusa qualche giorno fa o arrivati per la rotta balcanica, sono ragazze e ragazzi che sono vissuti da noi da quando sono nati fino ad oggi, quindi la sfida vera è come facciamo a mettere in campo un'integrazione che funzioni in questi casi, cioè come facciamo, è quello che dicevo prima, dalla scuola al dopo scuola, ai momenti di aggregazione, a fare in modo di evitare che ci sia chi prende una strada terribile come quella che abbiamo visto a Treviso, ma anche in tante altre città. Ecco, si è chiuso il 2024, Sindaco, uno sguardo a questo 2025 appena aperto, sia come Comune di Vicenza che come ANCI Veneto. Quali sono le sfide, le prime da affrontare? Come Comune di Vicenza la grande sfida è che quest'anno iniziano i cantieri della TAV, che per Vicenza sono cantieri molto impattanti, tanti abbattimenti di case, quindi tanti cittadini che si stanno ricollocando in nuove abitazioni, cantieri molto invasivi che avranno problemi seri anche sulla viabilità, sulla mobilità della città, tanti lavori, e quindi insomma sarà un anno da questo punto di vista molto complicato. Per l'ANCI Veneto credo che la complicazione vera, ma l'ha detto bene il Presidente Conte in questi mesi, sia sui bilanci, cioè l'ulteriore taglio che il governo ha portato ai comuni e agli enti locali, ha portato tantissimi comuni a dover alzare le tasse, ma il rischio è che non basti, perché le condizioni di questi mesi, penso alla situazione sociale in primis, ma anche a tanti altri fronti, mette veramente a repentaglio i bilanci dei comuni. Sindaco, grazie allora per questo collegamento, ancora auguri e buon lavoro. Buon anno a tutti i vostri telespettatori e a tutta la redazione. Buona giornata. Grazie. Grazie al Sindaco Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza. Allora, grazie anche a Italo Morao, Andrea Basso in regia. Chiedo di andare in pubblicità qualche minuto e poi torniamo con altri collegamenti. Eccoci di nuovo in diretta con l'ultima parte di Focus TG. Ha accennato il sindaco di Vicenza Possamai poco fa in collegamento del problema della disponibilità di personale per i comuni e anche per le forze dell'ordine. Allora noi andiamo adesso in diretta nuovamente con Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto, che si sono spostati a Conegliano. Siamo nella centrale operativa della polizia locale perché c'è stato naturalmente super lavoro anche a Conegliano e nell'ambito del coneglianese in questi giorni. Cristian, a te. Sì, Lina, buongiorno. Di nuovo ci troviamo all'interno della sala operativa del comando della Polizia Locale di Conegliano e del Coneglianese, con noi il comandante della Polizia Locale Claudio Mallamace. Stiamo facendo un po' il punto di questo Capodanno, di questi giorni di festa, con una stretta in azione, una stretta soprattutto sul fenomeno delle baby gang. Comandante, ci sono state diverse identificazioni in questi giorni, state procedendo soprattutto in ottica preventiva? Sì, ci sono le pattuglie di controllo di prevenzione generale del territorio che naturalmente vanno a identificare molti giovani nei luoghi di aggregazione, che poi sono quelli che noi abbiamo identificato come i luoghi sensibili, per cui queste pattuglie identificano quelli che poi magari potrebbero essere dei potenziali giovani intemperanti, che poi attraverso il sistema di videosorveglianza vengono ripresi e quindi viene dato un nome a dei volti che le
telecamere vedono quotidianamente. Quindi questa azione serve sia in termini preventivi che poi ai fini di indagine. Vi state concentrando in alcune zone in particolare, penso per esempio al Biscione? Ma sicuramente sì, è una costante il Biscione, ma non solo, anche il centro di Conegliano, quindi Corte delle Rose, lo stesso Viale Carducci dove attualmente ancora c'è il villaggio di Natale, e naturalmente è tutta la zona del centro, perché ricordiamo che Conegliano ha la stazione ferroviaria che proprio si affaccia sul centro cittadino, quindi è un punto di frequentazione importante, c'è un andarivieni continuo ed è importante anche il traffico ferroviario che sopporta la stazione, quindi la mole di gente che arrivano da ogni dove. Controlli potenziati, va detto che il Capodanno è andato particolarmente bene. Controlli potenziati significa anche più personale in azione. Ne parlava prima Lina Paronetto con il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, però non sempre è facile garantire l'operatività piena di questo personale. Voi in particolare in questi giorni siete decimati dagli influenza. Sì, ci avviamo al recupero, la prossima settimana dovremo ritornare a pieno regime, però l'influenza veramente ci ha decimati, tra l'altro anch'io sono stato recentemente colpito in prima persona, però nonostante questo, con qualche piccola modifica organizzativa, qualche spostamento di riposo eccetera, siamo riusciti comunque a garantire i servizi e a garantire anche un'aliquota di personale a Cortina, perché abbiamo una convenzione che ormai dura da anni e che si è rinnovata fino a tutto il 2026, dove collaboriamo con proprio il comune di Cortina d'Ampezzo, sì, perché naturalmente loro hanno un'aliquota di personale che è inferiore quando ci sono manifestazioni importanti come il Natale, adesso 18 e 19 la Coppa femminile del mondo, e dopo arriveranno anche le Olimpiadi Milano-Cortina. E quindi insomma voi ci sarete, presiderete anche Cortina. Lina, solo un flash, ti mostro, visto che siamo all'interno di questa centrale operativa che è una delle principali del Veneto e della Marca, come funziona, no? Vedete decine e decine di videocamere che sono collegate, immagini in tempo reale anche particolarmente nitidi, efficaci. Questa è per esempio la videocamera che punta su Bagnolo a San Pietro di Feletto, ma sono circa 300 le telecamere in azione nell'area del Coneglianese. Sì, su tutti e 5 comuni, più le telecamere a presidio degli stabili comunali, siamo arrivati quasi a 300, compresi i varchi di lettura targhe. Un sistema che è sempre in ampliamento. Anche quest'anno è previsto appunto un'installazione di altri gruppi ottici e andremo a completare quelli che erano i progetti del 2024. Quindi altre telecamere in arrivo. Grazie davvero al comandante Claudio Malamace. Per il momento linea è tutto, con Nicoletta Rizzetto dalla centrale operativa della Polizia Locale di Conegliano. Ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto, grazie al comandante Malamace. Andiamo a sentire quello che è stato il pesante bilancio di Capodanno a Trieste, dove ci sono stati dei feriti anche gravi. È qui che la festa di Capodanno si è trasformata in dramma per una ragazza di 18 anni del villaggio del Pescatore che ha perso l'occhio sinistro a causa di un petardo. Dopo aver festeggiato insieme ad alcuni amici, il gruppetto di coetanei si è spostato proprio qui in questa zona abbandonata, in questo dismesso stabilimento di prodotti ittici sempre del paese, per sparare alcuni botti. Secondo le testimonianze raccolte, il razzo sparato dall'amico non ha preso quota ed è rimbalzato sul cancello finendo sul viso della ragazza. Subito le sue condizioni sono apparse gravi. Uno degli amici l'ha portata in auto all'ospedale San Polo di Monfalcone, anche perché l'ambulanza era già impegnata con un caso di coma etilico. I medici hanno prima di tutto fermato l'emorragia per salvarle la vita. Poi la ragazza è stata sottoposta a una lunga operazione, ben 6 ore per l'equipe del San Polo, con l'intervento anche di un chirurgo maxillofacciale da Cattinara, in cui le è stata ricostruita la palpebra, ma purtroppo il bulbo oculare sinistro
sinistro è irrimediabilmente compromesso dall'esplosione. Di seguito la 18enne è stata trasferita all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per la ricostruzione dell'orbita oculare. Le sue condizioni al momento sono stabili. Vasta impressione ha destato il grave incidente. La ragazza è molto conosciuta nella piccola comunità del villaggio del Pescatore, dove oggi non si parla d'altro. Poi ho parlato con i concittadini, ho saputo meglio la storia, non più tardi adesso con uno che proprio era vicino. E niente, una tragedia, nulla da aggiungere, perché una disgrazia proprio è capitato non dando in cerca, insomma, non era il tipo, lei era sportiva, giocava a pallavolo, la famiglia super a posto, anzi l'hanno lasciata a casa apposta, faccio una festa là per non dare in cerca di disgrazie in giro, e dopo niente, è successo nel cortile di casa, niente, una tragedia, siamo tutti straziati. Questo è quello che può purtroppo accadere, questa testimonianza la dice tutta da Trieste. È stata una fine d'anno caratterizzata dalla dichiarazione di amministrazione straordinaria pronunciata dal Tribunale di Venezia per la speed line di Santa Maria di Sala, notizia che prelude anche all'attivazione della cassa integrazione retroattiva. I sindacati si sono detti soddisfatti anche se la strada del rilancio dell'azienda è ancora lunga. Il Tribunale di Venezia ha pubblicato il decreto di apertura all'amministrazione straordinaria della Speedline di Santa Maria di Sala. È arrivata il 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno, la notizia è attesa da circa 300 famiglie. Già un anno dopo il passaggio di proprietà ad un fondo tedesco nel luglio del 2023, attraverso i dati di insolvenza dell'azienda era stata presentata una richiesta di amministrazione straordinaria al Tribunale fallimentare. Ora, per il segretario generale della FIM CISL di Venezia, Matteo Masiero, che ha seguito l'avvertenza, non tutto è risolto, ma almeno si può essere un po' più sereni. A breve il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nominerà il commissario straordinario. Poi, già nei primi giorni del 2025, servirà a convocare un tavolo all'unità di crisi della Regione per poter finalmente attivare la nuova cassa integrazione che sarà retroattiva dal 19 ottobre 2024. Quindi bisognerà lavorare per il rilancio del marchio e delle attività, dice Masiero. Servirà un altro incontro, sempre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, perché anche Speedline rientra tra le aziende in crisi del settore automotive. Settore che soffre, lo hanno detto anche gli artigiani oggi con un nuovo comunicato, e così tutto l'indotto. Allora ha voluto aprire l'anno incontrando i giornalisti la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Balliana, è in collegamento in diretta con Lucio Zanato. Buongiorno Lucio, a te, buongiorno sindaco. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo qui per sentire i primi 6 mesi di questo matrimonio, possiamo proprio dire, tra Mirella Balliana e la sua comunità, perché fa 18-20 ore al giorno. Mi ha appena confidato che delle volte va a casa a dormire, delle volte magari si mette anche qua sul divano. È talmente tanto lavoro da fare quando si fa il sindaco che veramente si sposa una comunità. No, certo, sicuramente sì. In questi 6 mesi, tra l'altro, ho incontrato tantissimi cittadini che vengono quotidianamente qua da me a confrontare, e io mi rendo sempre disponibile, perché penso che un sindaco debba veramente mettersi a disposizione della propria comunità. Allora, velocemente, ci sono i fatti di cronaca che abbiamo seguito. Cominciamo con la palestra scoperchiata di qualche settimana fa. La mettete a posto? Sì, là faremo un intervento nell'immediato, abbiamo i fondi per realizzarlo, poi ci sarà la questione delle assicurazioni se va in porto, ma comunque interverremo immediatamente. Cesana Malanotti, il fatto della violenza agli anziani, come state seguendo la cosa? Sì, se confermata sarebbe una cosa assai gravissima. Comunque noi stiamo attenzionando tutta l'organizzazione un po' del Cesana, perché è a cuore, è il nostro fiore all'occhiello della città, e quindi ci teniamo in particolar modo. Sono continuamente in contatto con l'avvocato Maso, che a breve verrà in giunta per relazionare. Insomma, tutto sotto controllo. Va detto anche che qui ci sono tutte un'altra serie di situazioni che noi racconteremo nel telegiornale di questa sera, però le faccio una domanda diversa. Lei ha parlato del Fadalto, quella famosa strada chiusa, aperta. Come stiamo con l'idea di poter fare quelle famose gallerie artificiali? No, siamo a buon punto. Infatti ANAS ha già organizzato la conferenza di servizi e quindi i finanziamenti ci sono. Io penso che i lavori, adesso non vorrei sbilanciarmi, ma insomma nel giro di un anno dovrebbero partire. Quindi il primo stralcio è già in cantiere. Ecco, 2 ultime cose, poi ti do la linea, Lina. La prima è, voi insomma avete deciso di copiare il Comune di Treviso su che cosa? Soprattutto su quello che è il loro ufficio bandi europei, che è un ufficio
ufficio molto attivo, molto dinamico e che secondo me ha dato un buon slancio all'amministrazione di Mario Conte. Ecco, e poi per ultimo, cosa si prova a fare 6 mesi di amministrazione con l'opposizione, cioè Fratelli d'Italia, che vota sempre per voi? No, siamo sorpresi piacevolmente e penso che le proposte che stiamo facendo siano proposte condivisibili anche dall'opposizione e quindi siamo soddisfatti del voto che ci dà Toffoli in Consiglio Comunale. Penso che sia un voto anche disinteressato e quindi lo apprezziamo. Siete pronti a fare un parcheggio qui per le Olimpiadi 2026, considerando che anche oggi la 27, poi il collegamento sulle 51 è bloccata? Beh, vorremmo sicuramente, Vittorio Veneto può candidarsi come diciamo hub in vista delle Olimpiadi, quindi qualcosa potremmo anche realizzare. Ecco. E con questo ti ridò la linea. Grazie Lucio, grazie e buon lavoro alla sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, di cui abbiamo seguito da vicino l'elezione lo scorso giugno. Allora, siamo a ridosso della chiusura, io ringrazio in regia Andrea Basso e Italo Morao per la parte tecnica, naturalmente per quanto ci riguarda appuntamento ai telegiornali di questa sera per tutti gli aggiornamenti, ringraziamo voi che ci avete seguito in questo Focus TG e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.